Li hanno rincorsi, sono saliti su là, hanno cercato di scavalcare, sono riusciti a scavalcarle e andare sopra i tetti. Chi si è trovato di fronte alla scena era incredulo. 2 minorenni rumeni in pieno giorno, poco dopo le 12, sono entrati nel negozio Apple di Viale Garibaldi a Mestre, a pochi passi dal municipio. E dopo essersi impossessati con violenza di 4 telefoni cellulari, facendo cadere a terra la persona che lavorava all'interno, sono fuggiti di corsa. Dopo aver rapinato il negozio, i ladri sono fuggiti di corsa, entrando in Calle della Testa e circondati dai poliziotti hanno pensato di fuggire arrampicandosi sul tetto. Cercavano di scappare in tutti i modi. E io sono uscita con il cane per essere più tranquilla. Uno ha cercato di entrare nel giardino di casa nostra e quando ha visto il cane è tornato dentro, non sapendo dove uscire, si è arrampicato sull'albero, si è arrampicato sui tetti, ha attraversato casa nostra ed è scappato dietro. Li ho sentiti camminare sopra i tetti perché io quando li ho visti partire verso casa mia chiaramente mi sono affacciata, cioè sono entrata e sono andata sulla parte dietro per vedere se in qualche modo potevo anche aiutare i ragazzi della polizia a bracarli nel giardino nostro. Un incrocio tra un gatto e una gazza ladra proprio, cioè velocissimi e con una facilità di arrampicata pazzesca. A quel punto la polizia ha fatto alzare in volo un elicottero e li hanno presi in poco tempo all'altezza di Via Spalti. Non è una scena che si vive per fortuna tutti i giorni, quindi un pochino sì. Un po' di preoccupazione c'era, e soprattutto la preoccupazione che magari potessero non prenderli e quindi ti devi comunque vedere ancora di più le spalle in questo periodo. C'è un po' troppo movimento da questo punto di vista. Poco dopo gli agenti, continuando a perlustrare i tetti, hanno anche ritrovato la refurtiva. I ragazzi sono stati arrestati e portati in questura.